Buon pomeriggio a tutte e a tutti con questa nuova edizione di Clip. Io andrei a cedere la parola al professor Alessandro Boscati, che inaugura dall'Università di Milano questa quinta edizione seminariale, la flessibilità organizzativa nelle pubbliche amministrazioni, che apriamo con dei grandi ospiti. Professore Boscati, la parola. Molte grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti, bentrovati e bentrovate per chi si è collegato anche per questa quinta edizione di Clip, con un po' di emozione ma anche di orgoglio che iniziamo questa quinta edizione, iniziata un po', come dire, un po' per scherzo, e un po' così sfruttando o cercando di sfruttare gli aspetti positivi, pochi, del periodo Covid e che invece, voglio dire, si è dimostrata un'esperienza molto molto interessante, anche, voglio dire, per gli illustri ospiti che hanno sempre accettato l'invito a relazionare. Anche oggi abbiamo tre ospiti di primo ordine: il professore Antonio Viscomi, la professoressa Alessandra Sartori e il presidente consigliere Antonio Naddeo. E il tema di quest'anno, come ha detto la collega Zilli, è flessibilità organizzativa nelle pubbliche amministrazioni, e con un percorso che si articola anche quest'anno in molti incontri, molteplici incontri, e in varie sedi universitarie italiane. Ogni sede ha un tema specifico che si interseca a doppio filo, ovviamente, col tema della flessibilità organizzativa. Quest'anno una flessibilità organizzativa nella prospettiva di modulazione della prestazione in termini di tempo, luogo e forma, più che di tipologie contrattuali, perché questo è stato l'oggetto della scorsa edizione. E così, per fare una breve carrellata e poi cedere immediatamente la parola per prima al professore Viscomi, e oggi inizieremo parlando di organizzazione flessibile, fonti e principi. Una giornata in cui emergerà innanzitutto quello che è l'intreccio di fonti normative, contrattuali, ma a sua volta questo aspetto dell'assetto delle fonti si intreccia con quelle che sono le prerogative datoriali del pubblico impiego del dirigente, quindi il rapporto anche tra normazione, ruolo datoriale, ruolo del contratto collettivo, ruolo delle forme di partecipazione sindacale. E in tutto questo un focus, e questo abbiamo chiesto a Alessandro Sartori, sulla giurisprudenza, cioè capire come la giurisprudenza si muove in questi ambiti, soprattutto definendo quelli che sono i limiti di intervento del giudice in relazione alla sindacabilità di eventuali scelte organizzative, in un contesto in cui noi sappiamo che tra privato e pubblico c'è una differenza fondamentale in relazione all'assetto, al rapporto, all'organizzazione e al rapporto di lavoro. E al consigliere Naddeo abbiamo chiesto, in ragione della sua esperienza e del suo ruolo, di evidenziare la sua esperienza, di evidenziare quelli che sono gli elementi di maggior rilievo per quanto riguarda le novità dei contratti e di comparto, le difficoltà che questi contratti di comparto hanno, come dire, hanno in questo momento, per ragioni che non siamo qua ad evocare. E in particolare uno degli aspetti che a me come dire, ha interessato, ha colpito di più, è certamente questa possibilità, questa casetta degli attrezzi offerta alle amministrazioni di poter articolare l'orario su quattro giornate. Poi dirà lui meglio. E perché? Perché in sostanza cosa ha fatto di importante il contratto, questo ma in altri casi? Ha esplicitato, cioè messo nero su bianco certe cose che forse potevano già fare anche prima, che però in questo modo il contratto li rende senza ombra di dubbio fruibili, e quindi è una leva, un aiuto anche a chi deve gestire. E dopo, diciamo così, questo primo incontro di oggi, che si arriverà, così ho cercato di dirlo in maniera sommaria, su queste tre aree tematiche, proseguiremo a Palermo con partecipazione e organizzazione del lavoro pubblico, dove il tema relazioni sindacali riemergerà. Proseguiremo a Taranto con una focalizzazione sul tema orario di lavoro, e quindi vedremo tutte le forme di orario. Torneremo sulle tipologie flessibili a Cassino con il part-time. Con il part-time vuol dire che è una forma flessibile, ma potremmo dire di carattere organizzativo, tant'è che se noi leggiamo l'articolo 36, quando fa riferimento a esigenze temporanee eccezionali, fa riferimento a contratti non a tempo indeterminato. Noi sappiamo che il part-time è molte volte un contratto a tempo indeterminato. Poi andremo a Bologna per parlare di un tema che è un tema trasversale, che in tutte le edizioni riemerge, ma anche in questo caso emerge per aspetti particolari diversi, che è quello di
assegnazione temporale, distacco e modelli convenzionali, e questo profilo io mi immagino che soprattutto avrà un rilievo per quello che riguarda il tema della sanità, perché lì, vuol dire, la questione è molto molto forte e interessante, e anche in relazione a convenzioni anche col mondo universitario. Poi ci sarà un focus sul lavoro a distanza, agile, remoto e telelavoro, questo a Pisa, un passaggio a Parma sulla esternalizzazione e reinternalizzazione, altro tema importante sul piano gestionale, sui profili di flessibilità, e poi due interventi, due dislocazioni, una a Catanzaro ad aprile e una a Padova Macerata a maggio, dove il tema della flessibilità lo vedremo in relazione a un tema del benessere organizzativo. Cioè, questa è una scelta che abbiamo fatto insieme alla collega Zilli, cioè, e gli altri del comitato organizzatore, perché riteniamo che il tema flessibilità possa e deve avere un forte impatto sul tema del benessere organizzativo. Vedremo dapprima a Catanzaro sul tema della genitorialità, disabilità e cura, e poi a Padova Macerata sul tema rischi e prevenzione stress. Chiuderemo in presenza a Udine il 9 e il 9 giugno, dove cercheremo un po' di tirare le fila di tutti questi incontri che terremo a distanza. Quindi vi ho voluto un po', come dire, raccontare sommariamente, velocemente, mi scuso, quello che sarà il percorso, perché credo che diciamo così, l'aspetto della flessibilità in logica propositiva, cioè cerchiamo di tirare fuori quello che di positivo ci può essere in questa flessibilità, e quello che io, come dire, qui credo molto è questa flessibilità come potenziale strumento di benessere organizzativo, conciliando esigenze dell'organizzazione e esigenze del singolo. Quindi questo rapporto individuale collettivo che sempre deve essere tenuto in considerazione. Detto questo, io ho parlato anche troppo. Ringrazio il professore Viscomi, la professoressa Sartori, il consigliere Naddeo, e nell'ordine di locandina, voglio dire perché sono molto rispettoso di locandine, do la parola al professore Antonio Viscomi. Grazie Antonio. Grazie Alessandro, grazie Anna. Consentitemi di dire veramente un grazie agli organizzatori per l'invito e per la partecipazione a questa iniziativa di Clip, a questa quinta edizione di Clip, ma consentitemi pure di dire che di esprimere un apprezzamento per l'idea che avete avuto, no? Ascoltando appunto la rete di università coinvolte nel progetto, in questa quinta edizione, come dire, mi veniva in mente l'immagine dei chierici vaganti di una volta, degli universitari che giravano da un posto all'altro. Ora siamo chierici vaganti digitali e per fortuna possiamo incontrarci da diverse sedi nell'infosfera, nella sfera appunto digitale. È un bel metodo che poi si affianca anche alla pubblicazione degli atti che fate, quindi dei volumi che restano nelle nostre biblioteche, di assegnare appunto il passo del lavoro pubblico. Allora, detto questo, però, consentitemi di andare subito sul tema che mi è stato assegnato, che è quello dell'organizzazione flessibile, fonti e principi, un tema cosmico, ovviamente, se io dovessi affrontarlo su ogni singolo dettaglio e così via, però in qualche misura è un tema che mi obbliga a ritornare alle radici della riforma del 93, alle ragioni stesse per cui nel 93 abbiamo deciso di riformare il lavoro pubblico, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Radici e giustificazioni e motivi che sono ovviamente di carattere immediato. Chi non ricorda ciò che è successo nel nostro paese nel 92? È stato un anno, tra virgolette, orribile da diversi punti di vista. È iniziata a febbraio con Tangentopoli, proseguita a giugno-luglio con il governamato e una finanziaria molto dura. Si disse all'epoca che Amato aveva insegnato agli italiani a pagare le tasse. Qualcuno ricorderà forse il prelievo notturno alla sera credo del 10 luglio o dell'8 luglio sui depositi bancari, per arrivare poi a settembre con l'attacco speculativo sulla lira condotto da Soros e la fuoriuscita dallo SME, per poi arrivare appunto alla richiesta di un sostegno economico da parte dell'Unione Europea, della Comunità Economica e della Comunità Europea all'epoca, che ci fu concesso però sub condizione, in qualche misura, cioè vi diamo l'aiuto ma dovete intervenire su quelle che all'epoca furono chiamate le 4 piaghe del debito pubblico. Una di queste era appunto la riforma del lavoro pubblico. Però a ben vedere questo è
diciamo, l'origine immediata della riforma del 92 e 93, ma la riforma trova delle radici culturali che sono molto più estese nel tempo e molto più profonde su temi essenziali e radicali in qualche misura del diritto amministrativo, non soltanto del diritto del lavoro nel pubblico impiego. Penso alla questione dell'organizzazione, del ruolo dell'organizzazione per come è sempre stata analizzata nell'ambito degli studi di diritto amministrativo, perché l'organizzazione, prima di essere flessibile, è un'organizzazione amministrativa che dovrebbe diventare flessibile. E allora mi piace ricordare una citazione di Massimo Severo Giannini, che scrisse a suo tempo che l'elemento organizzazione di ogni ordinamento esprime l'autorità. Ecco, questa connessione organizzazione e autorità credo che non dovremmo mai dimenticarla, perché è la connessione fra l'organizzazione e il potere, quindi il fondamento, il limite, i modi di esercizio. Quindi il problema di cui stiamo parlando, di cui vorremmo parlare, è un problema politico per eccellenza, a ben vedere, che è quello dell'esercizio del potere attraverso modelli organizzativi e così via. Ma dall'altro lato l'organizzazione ha un'altra faccia, che è quella tipicamente espressa con l'espressione, col termine, con l'endiade, organizzazione amministrativa, e quindi il ruolo specifico dell'amministrazione, del perimetro dell'amministrazione, dei criteri giuridici di identificazione delle amministrazioni. Qui c'è stato tutto un grande dibattito nell'ambito degli studiosi di diritto amministrativo, credo sostanzialmente pacificato, ma non per questo risolto, tra chi aveva assunto una posizione, diciamo, di soggettiva e amministrativa, si identifica il perimetro dei soggetti dell'amministrazione che sono appunto sui soggetti e non sulle attività, e chi invece utilizzava, banalizzo molto il discorso ovviamente, come criterio di riferimento l'esercizio delle funzioni, le funzioni delle amministrazioni, anzi chi parlava come Domenico Sorace di amministrazione delle funzioni. In realtà tra organizzazione e attività i punti di intersezione sono molto più continui e costanti. Polarizzare da un lato l'organizzazione e dall'altro l'attività amministrativa rischia di non produrre effetti positivi. Probabilmente l'organizzazione è una prospettiva attraverso la quale io leggo l'attività, ma l'attività non ci può essere senza organizzazione. Allora si spiegano perché vi sono delle tesi storiche ormai gradualiste, ben note, in cui la funzione amministrativa richiede la compresenza di organizzazione e attività. Vi sono per esempio il massimo di attività con il minimo di organizzazione, per esempio le conferenze di servizio, per intenderci, o vi può essere il massimo di organizzazione con il minimo di attività, e lo possiamo vedere in tantissimi collegi tecnici. Perché faccio questo discorso? Perché vorrei che fosse chiaro il collegamento strumentale dell'organizzazione amministrativa, per un verso all'indirizzo politico, cioè appunto per altro verso ancora all'esercizio del potere, e poi la connessione appunto alle persone giuridiche pubbliche, Stato e così via. Ma c'è anche da considerare che la strumentalità dell'organizzazione si annida nel fatto che l'organizzazione è funzionale a realizzare i diritti fondamentali della Costituzione. Questi sono contenuti nella Costituzione, in modo particolare i diritti inviolabili della persona, che sono contenuti nell'articolo 2. Faccio tutto questo riferimento al diritto amministrativo per dire che quando parliamo di organizzazione non dobbiamo, secondo me, pensare immediatamente ad una organizzazione del lavoro. Quello è un pezzo dell'organizzazione, all'interno di un'organizzazione più ampia, che è appunto l'organizzazione amministrativa e dell'amministrazione medesima. La questione non è così irrilevante, perché in realtà mi consente di porre una domanda alla quale poi risponderemo dopo, però, ma qual è la finalità dell'organizzazione? Perché ogni modello organizzativo o un'organizzazione può essere flessibile sulla base della finalità che io intendo perseguire. Non c'è un'organizzazione giusta o sbagliata, c'è un'organizzazione coerente o funzionale o adeguato o pertinente rispetto alla finalità che io voglio o intendo o devo realizzare. Questo è un punto, secondo me, sul quale dovremmo sempre richiamare l'attenzione, perché questo ci porta non soltanto al fatto di un dovere di organizzare che grava sulle amministrazioni o su chi dirige le amministrazioni, ma anche delle pretese all'organizzazione che io cittadino posso rivendicare rispetto all'organizzazione, rispetto all'amministrazione. Se l'amministrazione è funzionale a realizzare un mio diritto, ho una pretesa che l'organizzazione sia adeguata all'obiettivo da raggiungere. Questo comporta che anche nel diritto amministrativo
Una organizzazione non può che essere proporzionale rispetto all'obiettivo da raggiungere, non può che essere adeguata rispetto all'obiettivo da raggiungere, non può che essere differenziata rispetto all'obiettivo da raggiungere. Quindi abbiamo già dei principi di organizzazione, se ci pensiamo, senza arrivare ancora alla riforma del lavoro pubblico, senza arrivare alla prospettiva lavoristica, ma già nel diritto amministrativo l'organizzazione non è un monolite, non è una pietra, ma richiede appunto di essere ripensata, rivalutata, riguardata sotto la prospettiva della proporzionalità, dell'adeguatezza e della differenziazione, che sono principi di organizzazione ai quali aggiungerei, se mi consentite, il principio di legalità, che è molto importante perché questo principio di legalità, che Mario Luciano definì una volta un principio di massima garanzia, ma che è diventato il principio di massima ipocrisia nel nostro ordinamento, mi consente di fare subito il salto, di mettere da parte tutta la discussione nell'ambito del diritto amministrativo e di ritornare immediatamente sulla norma costituzionale fondamentale che è l'articolo 97 della Costituzione. I pubblici uffici, nella parte che mi interessa ovviamente, l'articolo 97 a più, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Questa è la norma di riferimento che noi abbiamo sempre davanti e che per molti anni abbiamo avuto davanti. Dal 48 al 92 questa norma è stata significativa e continua ad essere ancora ora, anche per esempio nell'esperienza giurisprudenziale, l'uso dell'articolo 97 andrebbe, come dire, analizzato attentamente. Ma l'articolo 97 mi dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, perché siano garantite, affinché siano garantiti buon andamento e imparzialità. Quindi sono tre nuclei significativi che sono la fonte di regolazione, cioè la legge, la riserva di legge, la finalità dell'organizzazione, il buon andamento, la modalità dell'organizzazione che è l'imparzialità. Quindi ci sono questi tre elementi significativi. Ora io potrei parlare dell'articolo 97. Non parlo però dell'articolo 97, cerco di spiegarlo ricorrendo ad un istituto del quale forse non tutti ancora ricorderanno l'esistenza, che è la pianta organica. La pianta organica era lo strumento che consentiva ad una pubblica amministrazione di organizzare la propria attività. La pianta organica è la traduzione quali-quantitativa in termini di personale delle attività da svolgere, delle persone di cui ho bisogno per svolgere quelle attività. Un grande cruciverba con tante caselle, ognuno occupava una casella di questo grande cruciverba. Passare alle caselle successive era necessario, come dire, lo svuotamento della casella successiva, qualcuno che mi spingesse nella casella successiva in quanto sovrannumerario o quant'altro, no? Ed era lo strumento che garantiva da un lato la stabilità nel posto di lavoro, la festa, i festeggiamenti, l'assunzione in ruolo era connessa appunto alla stabilità garantita dalla pianta organica, ma al tempo stesso la pianta organica, come dire, mi vincolava a svolgere un certo tipo di attività, soltanto quella fin quando non cambiavo casella in questo grande cruciverba. Beh, se ci pensiamo, la pianta organica, perché è nata la pianta organica? Era nata come strumento per controllare il potere dell'esecutivo, il potere della corona in verità, da parte del Parlamento, perché la pianta organica poteva essere modificata soltanto per legge. Quindi l'articolo 97 introduce questo principio di organizzazione legislativa, di organizzazione per via legislativa, che alla fine pone un grande dilemma. Io controllo il potere dell'esecutivo, ma al tempo stesso ingabbio l'organizzazione. Quindi la pianta organica può essere assunta a metafora dei problemi del pubblico impiego, dei problemi storici del pubblico impiego, garanzia del posto fisso, ma impossibilità di manovrare il personale all'interno dell'ufficio considerato. È una metafora che per molto tempo però ha condizionato le pubbliche amministrazioni. Ha condizionato anche il rapporto fra il singolo dipendente e la pubblica amministrazione. No? Io non faccio, no, non è mia competenza per intenderci, la frase standard che molto tempo fa, ma spesso ancora oggi per la verità sentiamo, non è di mia competenza, perché è fuori dalla piccola casellina dove io sono stato inserito. Ecco, questa è l'articolo 97, è stato un articolo di grande garanzia, di controllo del Parlamento rispetto all'esecutivo, ma anche un articolo che ha fondato o ha provocato una grande rigidità dell'organizzazione amministrativa, a prescindere da quegli obiettivi e da quei criteri di proporzionalità, adeguatezza e differenziazione che pure erano facilmente ricavabili dalla riflessione di tipo giusto amministrativistico. Al tempo stesso, questo articolo 97 contiene due elementi fra loro, come dire,
significativamente considerati da tutti, ma forse meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il buon andamento e l'imparzialità, perché il buon andamento viene considerato abitualmente come sinonimo di efficienza, efficacia e negli ultimi tempi diciamo anche economicità, ma l'imparzialità è un altro elemento che invece ha avuto, come dire, una interpretazione divergente. L'imparzialità nasce in quella norma riferendosi all'attività della pubblica amministrazione, dei pubblici uffici nei confronti dei soggetti terzi che non possono essere trattati in modo differente se sono di destra o se sono di sinistra, se sono consenzienti o se non sono consenzienti con l'operato dell'esecutivo, e che è diventato invece un criterio esclusivamente rivolto all'interno, introiettato dalle pubbliche amministrazioni, per cui l'imparzialità è il criterio con cui il datore di lavoro pubblico deve trattare i propri dipendenti. Allora vedete che l'articolo 97 in realtà, a ben vedere, costruisce un nucleo, un grumo tematico e problematico rispetto al quale insomma c'è stato bisogno di molto tempo e di molta fatica per cercare di venirne fuori, perché in questo articolo 97 si fonda l'intervento del legislativo sui pubblici uffici, c'è, come dire, la finalità di buon andamento da assicurare, che noi chiameremo oggi imparzialità e chiameremo oggi efficienza ed efficacia, c'è questo tratto dell'imparzialità che nell'articolo 97 probabilmente si riferisce all'esterno della pubblica amministrazione, ma che viene sistematicamente riferita all'interno della pubblica amministrazione, e c'è appunto questa contraddizione tra il principio di massima garanzia, ma appunto l'ipocrisia che si crea, per esempio, con la pianta organica, con le leggi e leggine che vengono portate alle cose. Quindi garanzia da una parte e rigidità dall'altro lato. Controllo da una parte e demotivazione dall'altra parte, perché io che sono costretto a vivere una vita facendo una certa attività, insomma, la motivazione al lavoro rischia di venire meno. Quindi è tutto un modello, un coacervo che si innesta sull'articolo 96 che soltanto con fatica siamo riusciti ad eliminare, ad introdurre un po' di flessibilità. E il primo punto, il primo modo, il primo momento in cui siamo riusciti a fare questo tipo di meccanismo, questo tipo di intervento, è stato con la legge quadro dell'83, la legge quadro del 93, che divideva un po' astrattamente nell'articolo 2 le materie assoggettate alla legge, e nell'articolo 3 invece le materie che potevano essere disciplinate in base ad accordi che poi, come ricorderete, venivano meno, perché gli accordi sindacali venivano recepiti in decreti del Presidente della Repubblica. L'articolo 4 era importante, erano i principi di omogeneizzazione, la qualifica funzionale, i profili professionali, una serie di cose su cui ovviamente non mi soffermo. Questo è lo schema. Sapete la norma che mi interessa di più della legge quadro dell'83? L'articolo 27. E l'articolo 27, ormai dimenticato ovviamente perché ha poco a che fare con i singoli rapporti di lavoro, ma l'articolo 27 introduceva il Dipartimento della Funzione Pubblica. Cioè lo strumento che doveva, all'interno dell'apparato statale, ministeriale in modo particolare, doveva riflettere sulla funzione pubblica, la funzione che non è potere, è esercizio di servizio alla funzione. In qualche misura nell'83 si cerca di prendere atto che Giannini, sempre lui, nel 79, scrivendo il rapporto, aveva detto: guardate che le pubbliche amministrazioni hanno un deficit pazzesco, saranno pure governate per legge, ma non riescono a muoversi essendo governate dalla legge, sono rigide, sono lente. Allora forse è necessario avere degli uffici organizzazione e metodo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Non ce l'abbiamo ancora oggi gli uffici organizzazione e metodo, questo è chiaro, però in qualche misura nell'83 si istituisce il Dipartimento della Funzione Pubblica, che non a caso è promotore dei primi due corsi universitari di scienze dell'amministrazione a Campobasso e a Catanzaro. No, ma per dire come il clima nell'86, nell'83, è chiaro che la norma costituzionale è farraginosa, dobbiamo trovare tutti gli spazi per cercare di rompere questo connubio fra garanzia legalistica da una parte e efficienza, efficacia dell'azione operativa delle pubbliche amministrazioni dall'altra parte. Il meccanismo è semplice nell'83, non funziona granché, ma comunque in quel decennio vengono fatte una serie di accordi interconfederali molto importanti, intercompartimentali, e si inizia il processo di svecchiamento della pubblica amministrazione, ma non è sufficiente. È qui che si innesta il decreto 29 che nasce col decreto legislativo, il decreto legislativo 29 che nasce però dalla legge delega 421 che è del dicembre del 92 e che è appunto figlia di quella richiesta, di quella letterina dell'Unione Europea. E con questo intervento
si cerca di scardinare appunto alcune convenzioni che erano basate in qualche misura sull'articolo 97 della Costituzione, cioè sulla riserva di legge nell'organizzazione degli uffici. Dico subito, e non lo citerò mai più, che contro il decreto 29, contro la proposta di decreto 29, contro lo schema di decreto legislativo, si innalzano le barricate del Consiglio di Stato in quel momento, che fa un parere contrario che cerca di demolire il disegno di legge, lo schema di decreto legislativo. Ma questo decreto 29 parte da un'assunzione molto chiara: i pubblici uffici non sono i pubblici ufficiali. Ecco, partiamola così, mettiamola così molto semplicemente per essere sintetici nelle espressioni. I pubblici uffici non sono i pubblici ufficiali, quindi iniziamo a distinguere ciò che è dell'ufficio e ciò che è dell'ufficiale, cioè del lavoratore. E questa è la vera novità del decreto 29, quello di distinguere l'organizzazione degli uffici dai rapporti di lavoro, ma dall'essere consapevole, quell'articolo 1 del decreto 29 che poi ritroveremo nel decreto 165, che questi obiettivi vanno perseguiti congiuntamente. Se io voglio un'amministrazione flessibile, efficiente, capace di dare risposta ai cittadini, capace di dare risposta alle finalità per cui l'amministrazione esiste, allora devo muovermi su entrambi i versanti, sull'organizzazione degli uffici e sui rapporti di lavoro. Sui rapporti di lavoro con il meccanismo di quella che chiameremo poi privatizzazione, ma che in realtà dobbiamo intenderlo questo termine perché ancora oggi viene utilizzato, ma insomma un po' di confusione l'ha creato nel corso degli anni, ma da un lato con la privatizzazione, però dall'altro anche con la riorganizzazione degli uffici. Nel 92 inizia una stagione di riflessione su come devono essere organizzati gli uffici, che a proposito di pianta organica porta per esempio a metà degli anni 90, nella seconda parte degli anni 90, all'utilizzo all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di misurare, di ridefinire i procedimenti su cui sono impegnati, di misurare i carichi di lavoro su quei procedimenti e quindi di promuovere una dislocazione diversa del personale, sulla quale ovviamente non mi soffermo in questo momento. Quello che mi interessa è che se io leggo l'articolo 1,1 attuale delle lettere A e C del decreto 165, io troverò che la finalità di questa riforma è l'efficienza dei servizi, la razionalizzazione del costo e la migliore utilizzazione del personale. Forse sono parole da neolingua, parole che troveremmo sempre, ma in qualche misura sono gli obiettivi reali che tutti cerchiamo di perseguire: l'efficienza dei servizi, la razionalizzazione dei costi e l'utilizzazione del personale. Come si ottiene questo? Vado subito sul punto centrale. Articolo 5,2, articolo 2,1. È l'alternativa secca che viene posta dall'attuale articolo 5,2, articolo 2,1, che è nel 165, ma che si ritrovano già nel percorso evolutivo dal decreto 29 attraverso una serie di interventi successivi sui quali non mi soffermo, distinguendo le determinazioni organizzative dagli atti organizzativi. Gli atti organizzativi sono gli atti assunti dalle amministrazioni con cui le amministrazioni definiscono la loro configurazione. Le determinazioni organizzative sono invece gli atti assunti dal datore di lavoro pubblico, dal dirigente datore di lavoro pubblico, con i poteri e le prerogative del privato datore di lavoro. Ecco perché poi parliamo di privatizzazione, cioè applichiamo i poteri del privato datore di lavoro al datore di lavoro pubblico in un contesto che però rimane pur sempre differente e che è governato, per quanto riguarda il contesto, non il testo, è governato dalla logica pubblicistica della determinazione organizzativa. Da qui nascono tutte le serie di conseguenze: la separazione delle sfere, i controlli interni, la giustizia, la giurisdizione, insomma tutto quello di cui poi penso che la professoressa Sartori focalizzerà meglio l'attenzione. Però è questo il punto centrale: la coesistenza sulla base sempre di un articolo 97 non modificato ma reinterpretato, mi verrebbe da dire costituzionalmente in modo adeguato alla reinterpretazione dell'articolo 97, viene costruito questo meccanismo, questo duplice binario delle determinazioni organizzative privatistiche e degli atti organizzativi pubblicistici. E qua il Consiglio di Stato ovviamente dice: no, ma che state dicendo? No, le prerogative sono pubbliche. Per fortuna abbiamo una Corte Costituzionale, anzi più sentenze della Corte Costituzionale. All'epoca, devo dire, le sentenze non erano molto lunghe come le attuali, perché nelle sole 7 pagine della sentenza 309 del 97, redatta dal giudice costituzionale Cesare Ruperto,
È scritto molto molto chiaro che attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici, e io questa la leggo testualmente, si è potuto così abbandonare il tradizionale statuto integralmente pubblicistico del pubblico impiego, non imposto dall'articolo 97, pubblici uffici sono una cosa, pubblici ufficiali sono un'altra cosa, a favore del nuovo modello che scaturisce appunto dal nuovo assetto delle fonti. Io credo che questa sentenza 309 del 97 noi dovremmo rileggerla costantemente, per cercare di avere la bussola su, su dove andare, su come tracciare la rotta all'interno delle pubbliche amministrazioni che dal 97 ad oggi hanno subito molte variazioni e molte, come dire, oscillazioni del pendolo, come ben sappiamo. Comunque nell'equilibrato dosaggio delle fonti regolatrici. Questa è la forza del decreto 29, quello di essere riuscito a mettere insieme l'elemento pubblicistico dei regolamenti, diciamo così, degli atti, degli atti organizzativi con le determinazioni organizzative. Mi piace ricordare, se mi consentite, un punto soltanto dell'articolo dei criteri di organizzazione che sono indicati nell'articolo 2, anzi un paio li indico perché non vorrei rubare molto tempo agli altri interventi. Si parla ovviamente di funzionalità, di collegamento degli atti, di imparzialità e trasparenza e così via, ma c'è la lettera B che io vorrei ricordare e sottolineare. Gli atti di organizzazione devono rispettare un criterio importante che è, leggo, ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,2, cioè da assumersi dal dirigente con i poteri del privato datore di lavoro. Questa ampia flessibilità che deve essere garantita dagli atti di organizzazione. Quindi non sono soltanto atti di organizzazione di carattere pubblicistico, ma questi atti devono introiettare la riforma e devono assicurare ampia flessibilità e assicurare adeguati margini operativi. Mi chiedo, la risposta sarebbe quasi scontata, se un dirigente è legittimato ad impugnare un atto organizzativo che lo priva dei poteri dirigenziali. Io direi di sì, non capiterà mai, questo lo sappiamo bene, però teoricamente potrebbe esserci una cosa del genere. Al tempo stesso, però, bisogna ragionare su che cosa vuol dire questa riconoscere al datore di lavoro pubblico i poteri e le capacità del privato datore di lavoro. Qui vi confesso che fin dall'inizio di questa partita, di questa vicenda della riforma del pubblico impiego, a me è venuta sempre in mente, quando riflettevo su questo argomento, una frase una domanda di Norberto Bobbio: qual è la differenza fra democrazia e dittatura? Ovviamente qui le differenze possono, ognuno di noi può trovare la differenza, però Norberto Bobbio diceva una cosa, diceva: in democrazia tutto è permesso tranne ciò che è esplicitamente vietato, in dittatura tutto è vietato tranne ciò che è esplicitamente permesso. Se ci facciamo caso, un po' questa distinzione vale pure per il diritto privato vecchio modello e il diritto amministrativo vecchio modello. Il diritto privato tutto è permesso tranne ciò che è esplicitamente vietato, nel diritto amministrativo tutto è vietato tranne ciò che è esplicitamente permesso. No? Mostrami il regolamento che mi consente di fare una cosa. Ecco, io molte volte ho pensato che scrivendo che dei poteri del privato datore di lavoro, in qualche misura il legislatore volesse intendere proprio questo. Tutto puoi fare per organizzare al meglio la tua struttura, tranne ciò che è esplicitamente vietato. Quello che è esplicitamente vietato lo trovi nei contratti collettivi, nelle leggi, una serie di cose che sappiamo bene. Quindi, da questo punto di vista, la gestione delle risorse umane, che è uno degli elementi del potere organizzativo del dirigente, si trova a dover, come dire, operare nel migliore dei modi possibili per raggiungere la sua finalità. Poi da qui innestiamo, in assenza di mercato, gli obiettivi, le performance, quello che volete, insomma, no? Ma tutto nasce da questa libertà del datore di lavoro pubblico di realizzare i propri obiettivi entro il perimetro definito da ciò che è vietato, cioè vietato dai contratti collettivi o vietato dalla legge. Cambia la logica, cambia radicalmente la logica, cambia la logica dei vizi dell'atto di gestione, cambia la logica processuale, cambia la logica sindacale, cambia la logica dirigenziale, perché questa riforma non può che camminare sulle gambe delle persone. Ecco perché l'elemento fondamentale di una riforma di questo genere è di essere un continuo movimento formativo, anzi la formazione del pubblico impiego non è una mera
formazione a svolgere un'attività, è una trasformazione culturale che deve realizzare la formazione all'interno del pubblico impiego, proprio perché cambia la logica. Questo passaggio dal 92 ad oggi è segnato proprio da questo meccanismo. Ovviamente anche per la gestione del personale abbiamo una serie di indicazioni, no? Che sono indicate, se ricordo bene, nell'articolo 7, nei commi 1, 2 e 3, se ricordo bene, dove ci sono appunto i criteri, i principi di parità, non discriminazione, il benessere organizzativo, l'ambiente di lavoro. Sul benessere organizzativo sarebbe veramente da fare una focalizzazione ad hoc, ma penso che sia nel programma CLIP, mentre sul fabbisogno di personale, che è l'altro lato della medaglia, ci sono tutta una serie di articoli che sono stati modificati recentemente perché cercano di affiancare alla valutazione delle competenze anche quello delle capacità del lavoratore da assumere, dirigente o non dirigente del pubblico impiego, ma questa è un'altra questione sulla quale ovviamente non mi posso soffermare. Devo però ricordarvi a me e a voi che siamo sempre un testo all'interno di un contesto, e il contesto è quello pubblico, e quindi trova ragione l'articolo 8, per esempio, sul costo del controllo del costo del lavoro, che è il vero convitato di pietra in tutti i discorsi che stiamo facendo, che è quello del MEF, da un certo punto di vista, se vogliamo soggettivizzare il costo del lavoro, ma delle questioni contabili che sono all'interno del pubblico impiego. Naturalmente questo percorso che nasce nel 92 va avanti, ci sono le riforme Bassanini, c'è le riforme di Frattini a suo tempo nei primi anni 2000, c'è la riforma Brunetta del 2009-2010, ma tutte queste riforme giocano confermano e giustificano la teoria del pendolo, ma all'interno di un discorso estremamente chiaro tra atti di organizzazione e determinazioni organizzative, quindi possono spostare il pendolo, il limite, il perimetro dell'uno e dell'altro, ma questi due perni resistono da una parte e dall'altra. E resiste anche nell'ultimo disegno di legge che ora è in discussione, che è il disegno di legge 2511 di Zangrillo, sul quale non mi soffermo. Ora però due cose per chiudere, sì, se credo di essere ancora in tempo. Questo è il modello regolativo legislativo, però all'interno di questo modello legislativo queste parole del legislatore in qualche misura hanno consentito l'introduzione di modelli organizzativi differenziati. In qualche misura si tratta appunto di concetti, di istituti, di strumenti che però si sono tradotti sul piano della organizzazione in concreto con modelli differenti. Conosciamo tutti il modello o il paradigma della New Public Management, ma abbiamo visto pure come il pendolo si è spostato su altri versanti avvicinandosi a quello che viene definito il neo-Weberian state, no? Quindi maggiore impegno del pubblico, maggiore engagement e così via. E questo pendolo ruota su vari modelli. Ora, non mi interessano i modelli, mi interessa il fatto che la pubblica amministrazione, la cornice giuridica che è stata creata, consente l'introduzione di modelli differenziati. Io non sono innamorato del New Public Management e neppure del New Weberian State, perché mi rendo conto che la transizione digitale cambia radicalmente tutto all'interno della pubblica amministrazione. Si parla ormai di digital era governance, no? La governance dell'era digitale. La si traduce ormai in fasi differenti: la fase 1 con l'integrazione potenziale, la fase 2 con l'utilizzo dell'online, la fase 3 attualmente in corso con il data science, l'intelligenza artificiale e tutte le potenzialità che vengono connesse. Quindi stiamo veramente in una fase di transizione che richiede un cambiamento culturale di mindset veramente radicale. Non siamo di fronte ad una innovazione tecnologica, quelle le pubbliche amministrazioni l'hanno affrontato, diciamo, lentamente, molte volte non in modo adeguato, ma qui non siamo più di fronte all'innovazione digitale, siamo di fronte ad una transizione digitale che chiede qualcosa di diverso, che chiede di sviluppare le capacità dinamiche della pubblica amministrazione, quasi una capacità di anticipare i tempi, no? In qualche misura quella di cui abbiamo bisogno nell'ambito della nostra pubblica amministrazione sarebbe quella di anticipare, una cultura dell'anticipazione, quello che nelle imprese private si parla di foresight, cioè di riuscire ad antivedere quello che succederà. Quindi di migliorare le capacità di previsione e programmazione della pubblica amministrazione utilizzando appunto gli strumenti di intelligenza artificiale. Per fare questo però abbiamo necessità che le pubbliche amministrazioni siano in grado di mantenere almeno tre cose. La prima cosa è la capacità di mantenere il senso delle proprie routine.
E questo senso delle proprie routine, dal mio punto di vista, non può che essere il senso costituzionale delle ragioni del senso della pubblica amministrazione. Credo che sia l'elemento più importante. Dopo anni e anni in cui ci siamo sentiti dire che le pubbliche amministrazioni potevano essere messe da parte, che erano solo un costo, che i nostri dipendenti erano troppi rispetto agli altri paesi europei, e per la verità oggi è stata diffusa un rapporto sul personale del Forum della Pubblica Amministrazione, dove viene fuori che il numero dei dipendenti nel nostro paese è molto inferiore rispetto ai paesi dell'Unione Europea, ma viene pure fuori che la formazione dei nostri dipendenti sta migliorando in modo notevole. Certo, ormai entrano persone laureate, soprattutto dopo gli ultimi tempi ragazzi laureati. Comunque il senso delle routine amministrative dell'organizzazione flessibile sta solo nella realizzazione dei valori costituzionali. Se perdiamo di vista questo meccanismo, cioè la funzionalizzazione dell'organizzazione dei valori costituzionali, quel buon andamento indicato dall'articolo 97 della Costituzione, secondo me avremo, come dire, creato un feticcio dell'amministrazione dell'organizzazione, ma avremo perso di vista il senso stesso dell'organizzazione. L'altra routine è quella della connessione, cioè credo che sia importante in una prospettiva di amministrazione dinamica che le amministrazioni siano in grado di creare connessioni fra di loro all'interno della singola amministrazione con le altre amministrazioni. Il digitale lo consente molto, molto più di prima. Il rischio ovviamente è di affidarsi totalmente al digitale, mentre sappiamo bene, ma questa sarebbe tutta un'altra questione, come il problema non è digitale sì o digitale no, intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no, non ami il referendum, non lo amo in questo caso. Il problema è che in realtà dobbiamo cercare di mettere insieme uomo e macchina in una co-intelligenza, non in un'alternativa intelligenza artificiale versus intelligenza naturale, diciamo così, ma una co-intelligenza che riesca ad usare realmente le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma senza realizzare un digital de-skilling, cioè mi affido all'intelligenza artificiale e perdo la capacità di fare le cose. Quindi no, dovremmo costruire questo meccanismo, ma insomma sarà argomento di un altro seminario. E poi ovviamente le routine di ripensamento e di modellamento. Io continuo a pensare che la richiesta del 79 di Massimo Severo Giannini di ufficio, organizzazione e metodo sia essenziale. Non conosco un'impresa privata che può funzionare senza riorganizzarsi in funzione del risultato che intende raggiungere, senza pensare e modificare la propria organizzazione costantemente. La storia ce lo dimostra, la storia economica ce lo dimostra. Le imprese che sono grandi pachidermi alla fine finiscono. Motorola con iPhone lo dimostra in modo evidente, no? Questa è la vicenda proprio commerciale del rapporto fra iPhone e Motorola, e BlackBerry, insomma, non Motorola, chiedo scusa, come è finita. Ma se così è, allora consentitemi di chiudere con una frase. Noi finora abbiamo cercato di riformare l'amministrazione, no? E quindi siamo passati a questo articolo 97 prima rigido, a capire che ufficio e ufficiale sono diverse cose, che il buon andamento è efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi costituzionali, che l'imparzialità non riguarda l'interno, ma riguarda l'esterno della pubblica amministrazione, e cioè che la pubblica amministrazione non può essere parziale nella sua attività di erogazione di beni e servizi. Abbiamo riformato l'amministrazione, ma credo che oggi sia molto più chiaro a tutti noi che noi abbiamo bisogno di amministrare le riforme che abbiamo fatto. Sto citando spudoratamente il titolo di un saggio di Cavallo Perin, di Roberto Cavallo Perin, credo del 2021, che lui intitolava Dalla riforma dell'amministrazione all'amministrazione delle riforme. Io credo che sia questo veramente importante, perché l'impossibilità, l'incapacità di amministrare le riforme fa sì che quella riforma adottata nel 92 alla fine rischia di risultare poca cosa, di non realizzare l'obiettivo fondamentale della pubblica amministrazione, che è, e vorrei ricordarlo e chiudere con questo, che non è solo quello di erogare servizi, l'ospedale, la scuola e quant'altro, ma è quello di assicurare la coesione sociale, anzi più ancora, è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei cittadini e la piena vita sociale e collettiva, individuale, sociale e collettiva dei cittadini. Ecco, io credo che questo sia il valore costituzionale dell'organizzazione della pubblica amministrazione. L'organizzazione è lo strumento con cui il potere realizza le sue attività, è vero,
ma al tempo stesso il potere non ha altre attività, non ha altre finalità o non dovrebbe avere altre finalità che quello di realizzare i valori costituzionali. Ecco perché l'organizzazione deve essere flessibile. Ben venga questa riforma che è stata negli ultimi 30 anni stiamo cercando di implementare con tutte le difficoltà di questo mondo, ma perché la consapevolezza che spinge nella riforma è appunto quello di realizzare il valore costituzionale. Allora abbiamo sì bisogno di riformare l'amministrazione, ma abbiamo ancora più bisogno, e oggi più di prima, di amministrare le riforme che abbiamo fatto, cioè di portarle a compimento in modo pieno, completo, nel loro spirito originario, che era appunto quello di attuazione costituzionale. Io, se non mi fermerei qui, Alessandro, penso di aver rubato anche troppo tempo, ma insomma, ditemi voi che cosa devo fare. Grazie. Grazie Antonio. No, non hai rubato assolutamente tempo, anzi tutt'altro. Questo tema, come tu hai definito cosmico, sei riuscito a delinearne gli elementi essenziali e fondamentali richiamando il tema delle organizzazioni pubblicistiche in relazione a quella privatistica, in relazione a quella del lavoro, in relazione al rapporto di lavoro e soprattutto ci hai richiamato a quello che anche Vallo Perin aveva scritto qualche anno fa di dover amministrare le riforme fatte. Questo è un altro, come dire, un altro tema. Perché senza parlare di attualità, però insomma, sembra in alcuni casi un ritorno a quello che è già stato non ha funzionato e questo, voglio dire, forse dovrebbe fare in qualche misura, come dire, ripensare. E soprattutto questo aspetto su esempio molto molto calzante, modo di vedere la pianta organica che è diciamo, da controllore diventa controllato. Tu l'hai detto molto meglio di come ho detto io, ma insomma c'è il fatto che alla fine ti introduce delle rigidità e questo oggettivamente era un problema, che, vabbè, però almeno questo in parte con la Madia è stato come dire, in qualche misura ridimensionato, ma soprattutto perché hai indicato quello che è il tema della flessibilità nell'ambito di un concetto di organizzazione più ampio. Questo è un tema, come dire, fondamentale, in particolare il, il richiamo che hai fatto alla lettera B dell'articolo 2, dove si parla di ampia flessibilità che deve essere garantita di atti di organizzazione in una prospettiva di maggiore efficienza dell'amministrazione. Questo credo che sia un aspetto, come dire, è molto molto importante. E detto questo, semplicemente così per fare anche da trade union con quello che dirà Alessandra, ma insomma credo che sicuramente hai dipinto in maniera magistrale quelle che è la problematica dello scenario di fondo. Quindi grazie davvero. Adesso passo la parola a Alessandra, professoressa Alessandra Sartori, collega qua dell'Università di Milano, perché faccia un approfondimento sui profili, come dire, più giurisprudenziali. Però lascio a lei la parola. Grazie davvero anche a Alessandra. Ringrazio il professor Boscati per avermi ceduto la parola e gli organizzatori tutti per l'invito. Dopo che il professor Viscomi, come è stato detto, ha tracciato questo magistrale quadro teorico sul macro tema e ha tracciato l'evoluzione storica e andando sino alle radici culturali della riforma, io però la parte forse un po' più noiosa, non lo so, occupandomi delle applicazioni giurisprudenziali relative, adesso condivido il video, perfetto, relative al binomio potere organizzativo del datore di lavoro pubblico e controllo da parte del giudice. Si tratta di due poli in tensione con dinamiche di equilibrio variabili e cangianti che tagliano trasversalmente l'intera materia. Per questo io ho scelto di focalizzare su alcuni angoli prospettici emblematici della flessibilità organizzativa e segnatamente sulle decisioni datoriali relative al lavoro agile, agli accomodamenti ragionevoli, al part-time, all'orario di lavoro, ai turni, al trasferimento del lavoratore. Però siccome si tratta di un'esposizione necessariamente casistica, anche un po' rapsodica se vogliamo, premetterò anch'io alcuni cenni generali di inquadramento teorico sul potere organizzativo del
datore di lavoro e sui suoi limiti, cercando di non sovrappormi con quello che ha detto il professor Viscomi. Infatti le prime slide andrò molto velocemente. Prima di iniziare a scandagliare gli istituti che ho menzionato, mi soffermerò però brevemente sul modo in cui il giudice è in grado di incidere sugli atti di macroorganizzazione e sugli atti di microorganizzazione. Qui vado veloce, dunque ogni trattazione sul potere organizzativo non può che ne partire, faccio in modalità presentazione così si vede meglio magari, non può che partire dal noto binomio fra macroorganizzazione alta, macroorganizzazione, ovvero diciamo organizzazione alta, e microorganizzazione, organizzazione bassa, elencati. Diciamo, non parlo della slide perché è stata appunto, sono stati appena delineati. Diciamo che negli atti di microorganizzazione si colloca il fulcro della privatizzazione, in quanto questi atti relativi alle determinazioni circa l'organizzazione degli uffici e alla gestione dei rapporti del lavoro sono assunti dal dirigente con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Per cui, diciamo, corollario di questo principio è che diciamo, la disciplina è l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro privato e oltre che delle disposizioni speciali diciamo, del testo unico sul pubblico impiego che costituiscono norme imperative. Di conseguenza il datore di lavoro pubblico esercita il potere direttivo, di cui è l'articolo 2086 del Codice Civile. In dottrina è stata posta in evidenza un parallelismo fra il potere di organizzazione dell'imprenditore privato, diretta emanazione delle libertà di impresa, di cui è l'articolo 41 della Costituzione, e l'alta organizzazione assoggettata ai principi appunto dell'articolo 97 della Costituzione, da un lato. Dall'altra parte il parallelismo fra il potere direttivo del datore di lavoro pubblico e del datore di lavoro privato, ormai diciamo tendenzialmente analoghi e retti dall'articolo 2086. Appunto questo parallelismo, appunto questa tassonomia è del professor Ferrante. In realtà questo parallelismo è utile ai fini descrittivi, ma fino a un certo punto non può spingersi oltre un certo limite, perché mentre il potere organizzativo dell'imprenditore è libero nei fini, in forza dell'articolo 41, l'organizzazione alta, gli atti di macroorganizzazione devono perseguire gli obiettivi, sono tesi, sono funzionalizzati all'interesse pubblico, devono perseguire gli obiettivi di cui è l'articolo 97, quindi legalità, imparzialità e buon andamento. Per quanto riguarda l'organizzazione bassa, le determinazioni sull'organizzazione interna degli uffici, si discute fino a che punto questo potere direttivo del datore di lavoro debba conformarsi ai principi dell'articolo 97 e abbiamo diverse impostazioni su cui poi magari ritorno. Per cui diciamo in seguito alla privatizzazione il potere datoriale ha subito un mutamento genetico, perché gli atti di microorganizzazione sono stati assorbiti nel regime privatistico e assoggettati agli stessi principi, mentre gli atti di macroorganizzazione continuano ad essere assoggettati continuano a permanere nel regno nel dominio del diritto pubblico. Questa metamorfosi ha un impatto sui tutti i gangli fondamentali del rapporto di impiego pubblico, dal fondamento del potere alla natura degli atti di esercizio di questo potere, allo scopo, quindi ai limiti, alla natura delle posizioni soggettive implicate, alla tutela giudiziale. Per quanto riguarda il fondamento del potere diciamo organizzativo, nel pubblico impiego non privatizzato è la legge, è stato detto, e invece dall'altra parte il contratto di lavoro subordinato. Qui in dottrina si è aperto un dibattito se ciò
abbia comportato meno il rafforzamento del potere direttivo. Anzi, secondo parte della dottrina, questo era uno degli obiettivi della privatizzazione a fronte dell'ingerenza del giudice amministrativo fin nei più minuti aspetti di regolazione del rapporto di impiego. Rimane ancora più discusso se questo, diciamo, obiettivo sia stato effettivamente conseguito. Diciamo, secondo taluno sì, secondo altri no, tenore per cui secondo quest'ultima impostazione pur nel mutamento delle forme le tutele contro gli eccessi del potere direttivo sarebbero alla fine analoghe. Se prima avevamo, diciamo, l'eccesso di potere, ora si può conseguire tendenzialmente lo stesso obiettivo brandendo i principi di buona fede e correttezza. Per quanto riguarda la natura degli atti, si contrappongono da un lato atti provvedimenti amministrativi, quindi atti unilaterali, atti autoritativi dotati di imperatività ed esecutività, sinonimo di supremazia speciale, dall'altro lato atti di autonomia negoziale, espressione di un potere, quello direttivo, che è radicato nel contratto, quindi in un negozio paritario, anche qualora siano atti unilaterali. Con riguardo ai limiti, con riguardo allo scopo, quindi ai limiti interni del potere, nel pubblico impiego non privatizzato abbiamo, è stato detto, la funzionalizzazione all'interesse pubblico, per cui ogni singolo atto deve essere verificato, deve essere coerente a questo interesse pubblico e ai principi del 97. Dall'altro lato abbiamo una tendenziale libertà nei fini, salvo i limiti esterni. Peraltro parte della dottrina ritiene rilevante i vincoli dell'articolo 97, non nel senso che ci sia una funzionalizzazione di ogni atto amministrativo, ma nel senso che il risultato complessivo dell'agire amministrativo, dell'attività amministrativa, debba appunto tendere a questo risultato da accertarsi con i meccanismi di controllo e con i meccanismi valutativi, quindi il risultato complessivo. Ecco, non mi addentro in questa disquisizione appunto teorica. Un altro corollario di questo mutamento genetico è che gli atti, non essendo più gli atti amministrativi, l'amministrazione non può più utilizzare, per quanto riguarda il pubblico impiego privatizzato, il potere di autotutela, quindi non può autoannullare i propri atti viziati. Anche qui però qualcuno sottolinea come comunque la pubblica amministrazione possa certamente correggere i propri atti irregolari alla strega di qualsiasi, diciamo, parte di un negozio giuridico privato. Un altro punto sensibile concerne la natura delle posizioni soggettive coinvolte nel pubblico impiego privatizzato. Abbiamo diritti soggettivi perfetti, dall'altra parte abbiamo diritti soggettivi o interessi legittimi o diciamo anche i diritti soggettivi possono degradare a interessi legittimi quando viene adottato un provvedimento amministrativo che costituisca espressione di un potere di organizzazione. Infine, last but not least, tutto questo impatta sulla tutela, perché nel primo caso, diciamo, regime non privatizzato, il giudice amministrativo verificherà la legittimità degli atti amministrativi secondo la classica triade di vizi, di violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere, mentre nel pubblico impiego privatizzato il giudice del lavoro diciamo, controllerà, diciamo, il controllo del giudice del lavoro avverrà secondo i principi del diritto privato dei contratti, avendo come stella polare il codice civile, le norme inderogabili di legge di contratto collettivo, le norme imperative del testo unico sul pubblico impiego. Con riferimento a questo cambio di giurisdizione ci si è chiesti allora se sia ancora ammissibile il giudizio di ottemperanza quando la PA non si conforma al decisum del giudice del lavoro. E qui
parte della dottrina, appunto Ferrante e Vito Tenore, ritengono di sì, così come la giurisprudenza maggioritaria, appunto, che ha dato risposta positiva. Qui diciamo, faccio solo riferimento al noto mutamento e al noto revirement della Cassazione del 2006, per cui non è messo più il concorso di giurisdizione per sindacare un atto di macroorganizzazione che sia il presupposto di un atto di microorganizzazione. Il lavoratore non ha più la possibilità di scegliere se adire il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento dell'atto o il giudice ordinario chiedendo una disapplicazione, ma deve appunto rivolgersi al giudice ordinario per far vedere i propri diritti, il giudice disapplicherà l'atto. Invece potrà rivolgersi al giudice amministrativo quando l'atto non incide, l'atto di macroorganizzazione non incide direttamente sul rapporto di lavoro, ha solo un impatto riflesso e quindi non viene in rilievo un diritto ma una mera aspettativa. Questo molto brevemente. Ritornando al tema dei limiti, diciamo al potere del datore di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, limiti esterni, lasciando perdere appunto la questione prima accennata sull'incidenza dell'articolo 97, abbiamo anzitutto la legge, il testo unico sul pubblico impiego in primis, ma si è posta la questione sull'applicabilità della legge 241 del 90. In genere l'opinione prevalente ritiene che non si applichi diciamo, agli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego. Così, ad esempio, è stato negato l'obbligo di motivazione, salvo i casi in cui sia previsto, spesso lo è in realtà nei contratti collettivi. La questione si è posta soprattutto in materia per quanto riguarda i trasferimenti, poi appunto ci ritorno. Comunque l'orientamento è negativo, la giurisprudenza è risolta in senso negativo. Stessa opinione negativa riguarda la comunicazione di avvio del procedimento e le altre comunicazioni previste dalla legge 241. Idem per quanto riguarda la necessità di nominare un responsabile del procedimento, anche se di fatto questo avviene. Per quanto riguarda la risposta invece positiva per quanto riguarda il diritto d'accesso agli atti, perché il Consiglio di Stato ha appunto interpretato nel senso che la 241 fa riferimento in quest'ambito all'attività, tutta l'attività amministrativa, non i singoli atti amministrativi, e quindi include anche l'attività iure privatorum, e quindi è diciamo applicabile il diritto d'accesso a questi atti. E quindi questo per quanto riguarda il limite di legge. Altri limiti al potere datoriale si ricavano dalle previsioni della contrattazione collettiva, altri vincoli, poi abbiamo i vincoli procedimentali, procedimentalizzazione dei poteri datoriali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, relativi soprattutto alle modalità di confronto sindacale. Questo non parlo perché poi sarà appunto spiegato dal consigliere Naddeo, e poi altro limite è la buona fede in executivis, molto importante secondo alcuni autori, perché sostanzialmente assorbe il principio dell'abuso del diritto, piuttosto in auge per quanto riguarda il controllo dei poteri privati. Ecco, questo abuso del diritto potrebbe essere assorbito utilizzando la buona fede e quindi non costituire un limite autonomo. Infine, l'obbligo di parità di trattamento, che è una peculiarità del pubblico impiego, perché nell'impiego privato, nonostante l'espansione sempre più capillare del diritto antidiscriminatorio, non si assiste ancora. Nel pubblico impiego si ricava testualmente dal combinato disposto di due articoli del testo unico sul pubblico impiego, 2,3 e 45,2, e taluno appunto lo ricava Garilli dal principio di imparzialità di quell'articolo 97 della Costituzione.
Adesso, fatta questa premessa, entrando in medias res, qui ho spigolato alcune decisioni su la distinzione fra atti di amministrazione alta, macroorganizzazione, atti di organizzazione bassa, che è molto chiara sulla carta, c'è scritto nell'articolo 2,1, ma e nel 5,2, però poi scendendo alle fattispecie concrete a volte i confini sono scivolosi, però appunto siccome si tratta di un tema un po' trasversale procederei oltre. Concretizzando cosa può fare il giudice del lavoro di fronte quando si tratta di giudicare un atto di microorganizzazione o disapplicare un atto di macroorganizzazione. Lo definisce bene questa Cassazione, pronuncia della Cassazione del 2005. Il giudice del lavoro ha il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, anche di condanna non facile, irrilevante se sia o meno suscettibile di esecuzione forzata, perché questo ottiene un momento secondo, e nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di condanna del datore di lavoro al conferimento di incarichi di insegnamento, quindi il datore di lavoro può essere condannato, il datore di lavoro pubblico può essere condannato a conferire incarichi di insegnamento agli aventi diritto. Tra l'altro, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è ammesso il giudizio di ottemperanza nel caso in cui la pubblica amministrazione non si adegui alla condanna, al deciso. Quindi il giudice può adottare qualsiasi provvedimento che sia funzionale alla realizzazione del diritto, alla tutela del diritto e a diciamo, realizzare quindi in concreto l'interesse al bene della vita richiesto senza limitazione di forma. E questo in via di principio. Scendendo alla casistica ho selezionato alcune decisioni emblematiche relative ai poteri del giudice del lavoro con riferimento agli atti di macroorganizzazione e poi vedremo con riferimento agli atti di microorganizzazione. Di norma la scelta di organizzare appunto gli uffici rientra nella discrezionalità amministrativa, fermo il fine del perseguimento dell'interesse pubblico. Non è la discrezionalità che non è sindacabile nel merito, però nel caso di specie il giudice del lavoro ha disapplicato l'atto di macroorganizzazione e l'atto di organizzazione degli uffici, che in quanto l'atto non era stato effettivo, era stato fittizio. In realtà l'amministrazione si era limitata a redistribuire le funzioni tra uffici diversamente ridenominati e quindi in questo caso il dirigente ricorrente ha potuto continuare a svolgere le sue funzioni perché l'atto appunto è stato disapplicato in quanto non effettivo. Viceversa, la sentenza del 2017 ha ritenuto correttamente che la giudice del lavoro non potesse supplire all'inerzia della pubblica amministrazione nell'adozione di un atto di macroorganizzazione cui il contratto collettivo aveva subordinato un diritto, si trattava della riduzione oraria. Quindi nel caso di specie l'atto di macroorganizzazione non era prodromico presupposto, non era appunto stato posto in essere, cioè la stabile modifica degli assetti organizzativi, per cui nulla il giudice poteva fare. I lavoratori hanno potuto procedere solo ai sensi dell'articolo 1183, chiedendo solo di fissare un termine per l'adempimento. È pacifico invece che il giudice possa disapplicare i provvedimenti amministrativi di ridefinizione delle dotazioni organiche, qualora si pongano come atti presupposti, ad esempio, di un collocamento in disponibilità. Ovviamente sono illegittimi, quindi può disapplicarli. Però, come appunto afferma due decisioni delle Cassazioni in materia, però la scelta se diciamo
circa le esigenze di personale, come soddisfarli, quali le qualifiche necessarie, rimane una scelta insindacabile della pubblica amministrazione. Il giudice del lavoro può disapplicare solo l'atto di ridefinizione della pianta, della dotazione organica, quando è legittimo. Rimanendo al tema di esuberi, l'atto di riorganizzazione può essere disapplicato anche quando non è stato preceduto dal prescritto confronto sindacale, quindi per mancato rispetto di un limite procedimentale. Nel caso di specie si trattava di un atto di riorganizzazione prodromico all'individuazione degli esuberi e quindi disapplicato l'atto, invalidi i collocamenti in disponibilità. Questo era un caso precedente alla legge Madia, ma il principio ancora applicabile, non c'è più l'esame congiunto che era stato pretermesso, c'è l'informazione ai sindacati, ma comunque il principio applicabile, quindi disapplicazione per mancato rispetto di un vincolo procedimentale. Infine sono interessanti le ultime due pronunce, l'ultimo punto, sempre tutte e due le Cassazioni del 2019, in cui il giudice del lavoro ha confermato la nullità di contratti di lavoro stipulati in base a una graduatoria di concorso che non ha rispettato la quota di riserva relativa ai lavoratori in condizioni di disabilità, per cui i lavoratori in condizioni di disabilità avevano impugnato e ottenuto la disapplicazione della graduatoria, erano stati conseguentemente assunti e per vincoli di bilancio i lavoratori assunti in seguito al concorso su quella graduatoria disapplicata erano stati poi licenziati. Ecco, la Cassazione ha diciamo, ha ritenuto questa operazione corretta. E appunto, dopo questa disamina relativa agli alcuni atti di macroorganizzazione, mi soffermo ora un po' sulla casistica relativa ad alcuni aspetti di flessibilità organizzativa con riferimento ai poteri datoriali di gestione del rapporto, quindi atti di microorganizzazione. Ove opportuno farò riferimento anche a decisioni relative all'impiego privato perché il potere appunto direttivo abbiamo detto essere analogo e incontrare limiti analoghi. Cominciando dal lavoro agile, in quest'ambito è radicato il principio consensuale per il passaggio alla modalità agile. In una recentissima pronuncia relativa al settore privato è stato considerato giustificato il licenziamento di un lavoratore che si era attribuito la modalità di lavoro agile, quindi si era assentato e quindi non essendoci il consenso del datore di lavoro era stato licenziato e il licenziamento era giustificato. Nel settore della scuola un caso simile riguardava una lavoratrice, analogo, riguardava una lavoratrice che aveva chiesto di essere posta a lavorare da remoto, quindi in DAD, priva del Green Pass, e qui il giudice aveva appunto poi respinto la richiesta, negata la richiesta, il giudice poi aveva respinto la richiesta perché, a parte che si trattava di anche un'elusione di un obbligo di legge, comunque non c'era il consenso del datore di lavoro. Si segnalano altre due pronunce, sempre durante la pandemia, che hanno delineato i confini della discrezionalità del datore nella scelta dei lavoratori da adibire al lavoro agile. Il primo caso riguarda il settore pubblico e si enfatizza la fattibilità tecnica, fermi gli altri requisiti relativi alla fragilità dei lavoratori, e quindi il giudice del lavoro ha condannato la pubblica amministrazione alla concessione della modalità di lavoro agile in quanto tecnicamente possibile. Nel secondo caso, che riguarda il lavoro privato, la libertà dell'imprenditore è compressa, guidata dai principi di ragionevolezza, dal divieto di discriminazione e della priorità per motivi di salute, quindi in ultima analisi anche
dai principi di buona fede e correttezza. Quindi questi sono i limiti alla libertà di impresa che incontra il lavoratore, il datore di lavoro privato. Proseguiamo con gli accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità. Qui la fonte normativa è il decreto legislativo 216 del 2003, articolo 3,3 bis, e la direttiva 78 del 2000, articolo 5. Gli accomodamenti ragionevoli costituiscono un chiaro vincolo ai poteri organizzativi del datore di lavoro, tanto nell'impiego pubblico quanto nell'impiego privato. Qui le pronunce riportate riguardano l'impiego privato, ma i principi sono estensibili. L'orientamento più risalente era fondato sul dogma dell'insindacabilità, della intangibilità dell'assetto organizzativo deciso dal datore di lavoro, leading case Cassazione 7755 del 98. Quindi in questo contesto l'unica possibilità per i datori di lavoro era mutare le mansioni della persona con disabilità anche inferiori. L'orientamento più recente tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e quindi sancisce il principio dell'obbligatorietà degli accomodamenti ragionevoli nei limiti di uno sforzo proporzionato. Le pronunce si segnalano, possono essere più o meno coraggiose. Le pronunce più coraggiose, che sono quelle che ho citato all'inizio, in particolare 6798 del 2018, arrivano ad attingere la posizione degli altri lavoratori, dei colleghi della persona con disabilità che richiede l'accomodamento ragionevole, prevedendo anche la modifica delle mansioni, lo spostamento anche del luogo. Mentre le pronunce sono più caute, non travalicano il limite, questo limite. Però appunto obbligatorietà nei limiti di uno sforzo proporzionato. Per quanto riguarda poi il lavoro agile inteso come strumento di accomodamento ragionevole, i giudici si sono mostrati molto simpatetici, piuttosto simpatetici, e quindi il lavoro agile può essere negato solo se vi sono motivazioni concrete e solo se è provata l'incompatibilità tra mansioni e questa modalità di lavoro. Tribunale di Mantova del 2025. Lo stesso anno, sempre quest'anno, una Cassazione appunto ha previsto, cioè ha posto come limite semplicemente gli oneri di spesa con riferimento alla strumentazione, alla formazione, a tutti gli assetti organizzativi, gli accorgimenti organizzativi. Quindi può essere limitato solo, diciamo, per queste motivazioni. Tra l'altro bisogna ricordare che la Corte di Giustizia ha recentemente ampliato l'ambito di applicazione degli accomodamenti ragionevoli proprio sulla scorta di un rinvio di un giudice italiano, e l'istituto è stato quindi esteso al caregiver familiare. Nel caso si trattava di un padre che doveva appunto assistere il figlio con disabilità. Quindi anche questi soggetti, caregiver familiari, anche a questi soggetti si estende l'obbligo datoriale di adottare questi accorgimenti. Va ricordata, proprio perché è l'ultima pronuncia, che è una Cassazione del 2024, che consente alle persone con disabilità di esercitare l'exceptio in adimpliti contractus, in assenza di se il datore di lavoro non predispone l'accomodamento ragionevole, quindi la possibilità il diritto di rifiutare l'esecuzione della prestazione senza particolari conseguenze, nei limiti della buona fede, ovviamente. Questo perché è un diritto, l'accomodamento ragionevole. Infine un paio di pronunce sul pubblico impiego, proprio specifiche sul pubblico impiego privatizzato. La prima del 2024 vede il giudice del lavoro non solo imporre alla pubblica amministrazione l'accomodamento ragionevole funzionale all'assunzione della persona con disabilità, ma anche la costituzione ius iudicis del rapporto di lavoro
ai sensi dell'articolo 1932 del Codice Civile, in quanto erano predeterminati nel caso di specie tutti gli elementi del contratto. Si trattava di un soggetto, di nuovo, un soggetto con disabilità iscritto al collocamento obbligatorio e idoneo al collocamento. Peraltro, nel caso di persone disabili e con disabilità avviate ai sensi dell'articolo 16 della legge 56 dell'87 sull'avviamento per le persone per le qualifiche che richiedono un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo, qui la persona disabile avviata non aveva superato la prova di idoneità alla mansione e il giudice del lavoro ha sancito il diritto della pubblica amministrazione a non procedere all'assunzione d'emblée senza prevedere ulteriori accorgimenti. Con riferimento al part-time, anch'esso un istituto nevralgico sotto il profilo della flessibilità organizzativa e dei poteri datoriali in merito, il primo tema che rileva è quello della consensualità e quindi del part-time e quindi delle conseguenze del rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto da full-time a part-time e o viceversa. In base alla disciplina del decreto legislativo 81 del 2015, articolo 8 che si applica anche al pubblico impiego, il rifiuto di questa trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In giurisprudenza si sono formati due orientamenti. Secondo un orientamento prevalente, il licenziamento diciamo, in seguito del rifiuto non è di per sé illegittimo, ma comporta un onere probatorio rafforzato, cioè il datore deve dimostrare l'impossibilità di utilizzare il lavoratore nella modalità oraria originariamente prescelta. Quindi l'estrema ratio sostanzialmente del licenziamento, due pronunce della Cassazione, una del 23 e una del 25. Però va ricordato che recentemente, nel 24, la Cassazione ha ritenuto un licenziamento intimato in seguito al rifiuto addirittura ritorsivo e quindi nullo per motivo illecito perché ricorreva a dato rilievo alla contiguità temporale fra le due vicende, appunto rifiuto del lavoratore e licenziamento. Queste riguardano il privato, queste pronunce. Per quanto riguarda il pubblico impiego privatizzato, un orientamento analogo al primo è rinvenibile in una pronuncia di merito del 2013 perché il Tribunale di Trento appunto ritiene che sia illegittimo il licenziamento disciplinare determinato esclusivamente per rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto, quindi si impone anche qui un onere probatorio rafforzato in capo al datore. Qui riportato una massima della Cassazione del 2022 relativa al pubblico impiego privatizzato che ribadisce il principio consensualistico relativo al part-time. La massima è interessante per due motivi. Il primo ci fa capire che non sia sparita del tutto quella idea degli atti di gestione configurati come atti amministrativi, perché la Cassazione si pronuncia di precisare che l'autorizzazione al part-time non costituisce un potere di natura amministrativa, bensì un atto di gestione del rapporto di diritto privato. Il secondo elemento di interesse è che la Cassazione precisa che il principio consensualistico opera in assenza di una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione una potestà di incidere in aumento sull'orario di lavoro. E questa premura è comprensibile perché in passato una norma di questo tipo è stata introdotta nell'ordinamento, faccio riferimento al collegato lavoro del 2010, l'articolo 16, che per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento consentiva alla pubblica amministrazione di rivalutare rispetto dei principi di buona fede e correttezza i provvedimenti di concessione del part-time pregressi. E si trattava quindi di una rottura evidente quel principio consensualistico, tanto è vero che la norma è giunta di fronte alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale. Entrambe le corti hanno sancito la legittimità
della norma in relazione sia alla direttiva 97/81 sia alla Carta Costituzionale. È particolarmente interessante la pronuncia del giudice delle leggi perché è densa di implicazioni sistematiche, in quanto precisa che il potere della pubblica amministrazione di rivalutazione non deve essere esercitato in modo non arbitrario, deve essere ancorato a oggettiva funzionalità dell'amministrazione e deve essere condizionato ai canoni generali di correttezza e buona fede. Quindi vengono ripresi i principi di correttezza, buona fede, non arbitrarietà e quindi funzionalità e quindi buon andamento, quindi dalla Corte Costituzionale. Alessandra, Infine, perdonami, sì. ti chiederei se riesci, perché abbiamo ancora dossier Addeo e a quale vorremmo dare adeguato spazio, se riesci a chiudere Certo. in pochissimi minuti. Pochissimi minuti. Grazie. Allora, visto che Poi ci sarà la relazione scritta, quindi no. Sì, visto che part-time ho parlato abbastanza, sull'orario di lavoro, altri appunto pronunce sull'orario di lavoro, appunto all'articolazione dell'orario, diciamo con riferimento sempre all'orario di lavoro nel part-time è consolidato il principio consensualistico della collocazione oraria e la prevedibilità predeterminazione della stessa, della turnazione, quindi come chiarito dal Tribunale di Milano in notevoli in diverse pronunce, anche dalla Cassazione, non c'è lo ius variandi in quest'ambito. Diverso è nel tempo pieno, dove secondo la giurisprudenza il datore di lavoro gode un pieno ius varianti e alla libertà di impresa possono essere apposti gli unici limiti dei contratti collettivi, buona fede e correttezza, che rilevano peraltro sul piano risarcitorio. Principi che sono trasferibili nel settore pubblico, dove però abbiamo diversi vincoli di carattere regolativo, anche derivanti dalla contrattazione collettiva. In tema di straordinario, magari nel pubblico impiego contrattualizzato, la remunerazione nel caso di straordinario non autorizzato e in difetto di autorizzazione, e qui l'interesse di queste pronunce deriva da questa incrostazione pubblicistica che rimane un po' attaccata al rapporto di pubblico impiego, seppur privatizzato, perché secondo l'orientamento più risalente, in via di superamento, l'autorizzazione è imprescindibile ai fini del pagamento del compenso, perché è alla luce dell'articolo 97 proprio. E quindi questa massima tra l'altro riproduce pari pari una massima del Consiglio di Stato con riferimento allo straordinario dei finanzieri. Invece l'orientamento più moderno, che si sta affermando, è che anche in assenza comunque di un'autorizzazione, purché ci sia un consenso anche implicito del datore di lavoro, o comunque l'operazione non sia avvenuta in vito domino, sia appunto dovuto il compenso, anche tra l'altro fuori dai vincoli di bilancio, anche sforando i vincoli di bilancio della spesa pubblica. Per quanto riguarda il trasferimento, niente, dico solo che il controllo giudiziale è pari al settore privato, nel pubblico, infatti questa è una sentenza riferita al pubblico, quindi va valutata solo l'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e sostitutive, non il merito, e altra giurisprudenza, avevo accennato all'inizio, esclude che il dirigente che proceda al trasferimento debba motivare o comunicare le ragioni, casomai questo avverrà in un secondo momento in sede di giudizio. L'ultimissima slide riguarda sempre trasferimento, pronuncia dissonante rispetto a quello che avevo detto sinora, riguarda la scelta della sede. Qui si trattava di scegliere la sede in cui trasferire per incompatibilità ambientale tra un individuo, un lavoratore, e il potere pubblico si è trovato imbrigliato il potere pubblico, da un lato con riferimento al principio del buon andamento, dall'altro al principio di buona fede e correttezza, prescrivendo di non imporre oneri ingiustificati sulla persona da trasferire, anche con riferimento alla situazione logistica, salvo impossibilità. Quindi questa pronuncia è distonica rispetto a quello che ho detto prima. Ho finito.
e vi ringrazio della pazienza, ma appunto il tema era un po' frammentato e richiedeva una trattazione ad ampio spettro. Grazie davvero Alessandra, anche qui tante cose da dire, una su tutto il petitum sostanziale, però insomma non voglio togliere tempo a consigliere Addeo, che ringrazio anche per la pazienza. Grazie, grazie Alessandro, vi ringrazio per l'invito. Il tema, le questioni trattate sia dal professor Viscomi sia dalla professoressa Sartori mi aiutano, diciamo, anche a essere un pochino più sintetico, perché Antonio Viscomi ha fatto un quadro partendo dalla famosissima legge quadro sul pubblico impiego, che ha preceduto di una decina d'anni la riforma dalla contrattualizzazione alla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego. E poi molto interessante l'intervento della professoressa Sartori, che in qualche modo ha delineato i principi dell'organizzazione della gestione attraverso la giurisprudenza, e devo dire che questo inquadramento aiuta molto. Quello che devo dire innanzitutto sulla contrattazione, no? Mi avete chiesto, diciamo, quali sono i temi della contrattazione in ordine soprattutto alla flessibilità. Innanzitutto io direi, proprio riprendendo lo spunto che ha dato il professor Viscomi, io vedo che si è passato da un regime, chiamiamolo amministrativo, proprio con riferimento alla legge quadro, non mi ricordo, dell'83 se non ricordo male, e dove ovviamente non stavamo parlando di contrattualizzazione, c'erano dei contratti che venivano recepiti da atti normativi, dei DPR, fatto riferimento alle piante organiche, fatto riferimento alle qualifiche funzionali che erano individuate nella legge, mentre adesso noi le andiamo a disciplinare e regolare all'interno dei contratti. E allora siamo in una situazione in cui la pubblica amministrazione aveva dei criteri di rigidità molto forti, no? E questo nell'ottica, permettetemi di dire, è nell'ottica di vedere la pubblica amministrazione come se fosse un tutt'uno. Cioè la pubblica amministrazione era un ministero, la pubblica amministrazione era un'azienda sanitaria, un comune, tutto veniva in qualche modo ricondotto sia da soprattutto da disposizioni legislative e poi da atti che andavano a regolamentare, per esempio, soprattutto la retribuzione. I contratti erano necessariamente indirizzati, gli accordi erano indirizzati verso la retribuzione. Il decreto legislativo 29 del 93, con la privatizzazione, non la privatizzazione ovviamente delle pubbliche amministrazioni che rimanevano datore di lavoro pubblico, ma veniva individuato la denominazione di datore di lavoro anche nel pubblico impiego, dove l'idea del decreto legislativo 29 del 93 era quello che la contrattazione dovesse regolare i rapporti di lavoro tra un datore di lavoro rappresentato da ARAN, in questo caso, come più volte Antonio Viscomi mi ha detto, all'inizio si chiamava ARES, io poi questa cosa l'avevo dimenticato, ma in realtà diciamo la prima denominazione dell'ARAN era ARES, poi è diventata ARAN come agenzia della rappresentanza negoziale. Un'agenzia che rappresentasse diciamo, i datori di lavoro pubblici e le organizzazioni sindacali rappresentative che rappresentavano appunto i lavoratori, e da qui il contratto collettivo nazionale di lavoro. Questa era, considerate, sempre come ha detto Antonio, che veniva da questa riforma della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, veniva dopo una crisi fortissima economica del nostro paese, dove si erano avuti negli anni precedenti degli accordi che avevano sforato, no, da un punto di vista della spesa complessiva, quelli che erano dei budget
prefissati. Mi ricordo degli accordi fatti dall'allora ministro Pomicino che davano la decorrenza dell'incremento stipendiale nell'ultimo giorno di riferimento di quell'accordo, che poi esplodevano nell'anno successivo, ma diciamo non era necessario riportare il costo dell'anno, come noi definiamo adesso, a regime. Tutto questo ha ricondotto appunto il tutto ad un maggior controllo della spesa pubblica. Poi in realtà con la privatizzazione del rapporto di lavoro, con le modifiche fatte al ruolo della contrattazione integrativa, quella di secondo livello, dove soprattutto con la riforma adottata a seguito del professor D'Antona, che era direttore delle relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, e che voleva dare, ne parlo perché avevo lavorato da modesto funzionario con il professor D'Antona, voleva dare molta importanza e rilevanza alla contrattazione integrativa. A me piace sempre fare questa definizione: il contratto collettivo nazionale del lavoro è come se fosse un po' la stoffa, no? Che io vado a prendere, a comprare, e poi la contrattazione integrativa è il vestito che viene fatto per quell'amministrazione. La contrattazione integrativa ha lo scopo proprio di adattare le regole, lo dico in modo semplice, le regole, ma soprattutto la parte finanziaria ad essa destinata alle singole amministrazioni. Perciò non abbiamo più una pubblica amministrazione, ma abbiamo tante pubbliche amministrazioni. E il ruolo della contrattazione integrativa per la gestione delle persone è fondamentale. Poi, sto ruolo del datore di lavoro, chiamiamolo così, non è stato svolto alla perfezione. Ecco, a me piace anche sintetizzare in questo modo. Noi abbiamo avuto delle ottime riforme, adesso io ne ho vissute un po' quando sono stato soprattutto al Dipartimento della Funzione Pubblica, 4 essenzialmente. Sono state citate la prima, la privatizzazione del rapporto di lavoro, poi diciamo, tra l'altro c'è stato un primo intervento, ci sono stati gli interventi correttivi fatti da Bassanini e da Massimo D'Antona, poi addirittura c'è stato un intervento di Frattini, soprattutto sulla dirigenza, e ha introdotto un vero e proprio spoil system per la dirigenza, perciò poi ci sono stati vari passaggi fino ad arrivare, l'ha citato prima il professor Viscomi, a Brunetta. Tra l'altro, quando lui ha citato l'articolo 5,2, il comma 2 in parte è stato modificato proprio dalla riforma Brunetta, dal decreto legislativo 150, che ha voluto dare più forza al datore di lavoro. Non è che prima non ce ne fosse, però, come ho detto, buone riforme, anche scritte bene, cattivi interpreti. Secondo me il problema principale di queste riforme sono stati gli interpreti, sono state le amministrazioni, l'incapacità di svolgere quel datore di lavoro pubblico, perché quando si passa dalla rigidità di un'organizzazione retta sul diritto amministrativo a una flessibilità dell'organizzazione, come ha richiamato in maniera efficace il professor Viscomi, il passaggio tra rigidità e flessibilità è nel dirigente, di chi deve gestire questa flessibilità, tra l'altro molto ampia, cioè fino a che non incontra un ostacolo stabilito dalla legge e poi dai contratti collettivi. E guardate che è tanta roba che il dirigente dovrebbe in qualche modo mettere in campo per la gestione delle persone, no? Non meramente degli adempimenti quando siamo in una situazione di rigidità. Allora, il ruolo del dirigente è fondamentale. È fondamentale ancora di più con i contratti che si stanno sottoscrivendo negli ultimi periodi, diciamo così, soprattutto dalla tornata contrattuale 2019-2021. Perché? Perché nel contratto collettivo, a me piace dividere il contratto collettivo in due parti, che non sono, diciamo, fisicamente fatte in questo modo, ma nel contratto collettivo troviamo delle disposizioni meramente
automatiche che bisogna applicare, l'incremento stipendiale, qual è il valore stipendiale di una determinata categoria professionale scritta nel contratto collettivo. Non è che ci vuole un seminario per dire quanto deve prendere una categoria A, B, C o quello che è. Quanti sono i giorni di ferie? No, a parte che poi ci sono contenziosi, lo dico, però è abbastanza, tra virgolette, no, semplice adempiere a quello e seguire le regole del contratto collettivo. Però ci sono altre parti del contratto collettivo che devono essere, che a me piace definirle strumenti per la gestione delle risorse umane, se la diciamo in termini cosa, oppure della gestione delle persone, in modo che va più di moda oggi, no? E che quali sono questi strumenti? E perché li chiamiamo strumenti? Perché un dirigente, un direttore, un capo del personale, un'amministrazione può utilizzarle o meno. La professoressa Sartori ha fatto tantissimo riferimento al lavoro agile, no? Il lavoro agile, lo smart working, come lo vogliamo chiamare, lavoro agile nei contratti, noi abbiamo definito lo smart working, lavoro agile e lavoro da remoto. Il lavoro agile è una prerogativa del datore di lavoro, cioè rientra nei poteri di organizzazione del datore di lavoro, al di là delle fattispecie che abbiamo visto prima diciamo, alcune categorie, no, di lavoratori che in qualche modo, dalle sentenze pure che ho visto, il giudice ha detto se ci sono le condizioni deve aver diritto a fare il lavoro agile, no? Però al di là della questione specifica, lo smart working è una questione organizzativa, è il datore di lavoro che deve scegliere di farlo o non farlo, no? Perché è una modalità organizzativa del lavoro. Noi nel contratto abbiamo regolato il rapporto di lavoro quando si sceglie la modalità di lavoro agile o di lavoro da remoto, peraltro con un contratto individuale specifico, no? Tra il lavoratore e il datore di lavoro. Perciò regoliamo il lavoro agile e il lavoro da remoto, ma diamo all'amministrazione uno degli strumenti, a mio avviso, di flessibilità di come organizzare il lavoro, che diventa uno strumento importante. Non la metterei dal punto di vista diritto a farlo o non farlo, perché è una questione innanzitutto di organizzazione. E anche, tu hai citato prima, Alessandro, il benessere organizzativo, ma è anche uno strumento che può consentire al datore di lavoro un'attenzione particolare anche al benessere organizzativo, che è un qualche cosa che aiuta l'organizzazione, che aiuta l'efficienza, no, dell'organizzazione di lavoro all'interno di un'amministrazione. Perché, diciamo, da un certo punto di vista posso organizzare il lavoro di alcuni dipendenti o tutti all'interno degli uffici in modo da garantirgli una certa flessibilità. Qualche giorno, adesso va tra virgolette di moda lavoro ibrido, nel senso giorni in presenza e giorni in lavoro agile, e in questo ci vuole una capacità del dirigente a gestire un rapporto di lavoro che non è fondato solo sulla presenza e che è una delle cose più complicate. Non è tanto le norme o quello ma è il problema che il dirigente, molti dirigenti, io mi metto da quella categoria, siamo stati abituati, diciamo, sulla presenza in servizio, sulla timbratura del tornello, e passare da questo ad una gestione fondata sugli obiettivi, perché il lavoro agile presuppone questo, ce ne vuole, è molto complicato. Perciò uno degli strumenti è questo. Un altro, e l'hai citato mi sembra tu all'inizio, oppure ce lo siamo detti tra di noi, non mi ricordo più, è quello della settimana corta, della cosiddetta chiamiamola così, settimana corta. Detta così qualcuno l'ha interpretata che i dipendenti pubblici, anzi gli statali, ho letto così quando firmammo questo contratto delle funzioni centrali, i commenti erano: gli statali lavorano un giorno di meno.
Io dico sempre che da un punto di vista comunicativo, quando un articolo, un titolo parte dagli statali, è una cosa negativa, è un commento negativo. Tra l'altro, gli statali sono solo quelli che stanno, tra virgolette, no? Lavorano per le amministrazioni statali centrali, un ente locale, un'università, è già qualcosa di diverso. Ma che cos'è la cosiddetta settimana corta? È l'articolazione dell'orario di lavoro, sempre 36 ore, in 4 giorni, invece che 5 o 6, poi dipende da come sono organizzate le amministrazioni. Ed è una possibilità offerta ai datori di lavoro. Anche qui, datore di lavoro, se non la vuole fare, non la mette proprio, diciamo, in campo la cosiddetta settimana corta, e l'abbiamo messa come facoltativa per il lavoratore. Perciò una cosa, se non ricordo male, nel contratto abbiamo scritto in via sperimentale. È brutto scrivere delle cose in via sperimentale che non si capisce che esperimento è. Io la vedo come una possibilità di flessibilità dell'orario di lavoro. Perché questo? Perché se l'amministrazione ha dei dipendenti che vengono da fuori sede, immaginiamo Milano, e poi ci sono delle persone che hanno vinto un concorso all'Agenzia delle Entrate e che vengono da Roma o da Napoli o quello che è. Probabilmente queste persone hanno anche la necessità di lavorare su 4 giorni, lavorando però più ore durante i giorni settimanali, facciamo conto dal lunedì e il giovedì, e poi avere libero venerdì, sabato e domenica per ritornare, no, ai suoi luoghi di origine. È una cosa che in qualche modo dà la possibilità di organizzare meglio e anche qui di lavorare sul benessere organizzativo, che diventa un fattore, secondo me, determinante, no, nel rapporto datore di lavoro, dirigenti e i dipendenti che lavorano all'interno di quell'amministrazione. Un altro elemento che noi abbiamo messo nel contratto, che li chiamiamo strumenti, no? Come ti ho detto prima, e perciò vuol dire che un'amministrazione può fare o non fare la settimana corta, un'amministrazione può fare o non fare il lavoro agile. Un'altra cosa di questi di strumenti lo abbiamo denominato age management, cioè che cosa? Un'altra norma che dà indicazioni alle amministrazioni, un warning, no? Attenzione, abbiamo all'interno delle nostre organizzazioni, posso dire tutte, le pubbliche amministrazioni, giovani che sono entrati, soprattutto negli ultimi anni, con lo sblocco del turnover, e allo stesso tempo abbiamo persone che hanno più di 60 anni. E gestire un giovane che ha, diciamo, motivazioni diverse, no? Rispetto a quelle piene di aspettative, di voglia di fare, di dare il proprio contributo, di avere uno scopo, quello che diceva prima Antonio Viscomi, lo scopo, no, nel lavoro che fanno, rispetto ad una persona che forse le motivazioni pian piano le sta perdendo, sta pensando, diciamo, all'ultima parte, soprattutto sta pensando probabilmente a che cosa fare quando va in pensione. Perciò non è la stessa cosa gestire queste due tipologie di persone. E tu dici, gli studiosi mi diranno, ma vabbè, ma non è che la norma che cosa prevede? La norma non prevede niente in sé, ma se no dare alcune indicazioni alle amministrazioni, che io le chiamo indicazioni per la flessibilità. Per esempio, una persona che ha una certa esperienza, chiamiamolo senior, come si dice nelle società di consulenze, quelli che hanno la mia età ormai, no? Che stanno verso la fase finale della carriera professionale, possono fare del mentoring nei confronti dei giovani, dire come funziona un'amministrazione, come in qualche modo ci si deve inserire. Devo dire la verità, cose che alle volte sono stati naturali per alcune persone, almeno quelle che ho avuto io quando entrai in amministrazione tantissimi anni fa alla Ragioneria Generale dello Stato. Ma allo stesso tempo un giovane può essere mentore di una persona più anziana, dirgli un po' quali sono le possibilità. Mi viene in mente subito il digitale,
mi vengono subito in mente le tecnologie. Per esempio, dato che ormai tutte le pubbliche amministrazioni utilizzano i social media, un giovane può dare il suo apporto su questa, diciamo, l'utilizzo del social media. Faccio sempre questo esempio: le fotografie si fanno in verticale con l'iPhone messo in questo modo, se lo fai così non va bene, perché in orizzontale non vengono, perché i formati, lo diceva prima Antonio Viscomi sulla locandina di questo convegno, e su Instagram ci vanno in verticale, perciò non c'è niente da fare. Allora, ecco, adesso l'esempio è molto, diciamo, quasi terra-terra, però è proprio per dire che noi dobbiamo uscire fuori dalla logica dell'adempimento, da quello che era un sistema rigido di regole, dove sinceramente è più facile attenersi alle regole, cioè rispettare le regole, no? Mentre è un pochino più difficile esercitare quella flessibilità che proprio il decreto legislativo 29, poi il 165 del 2001 ha detto. E la flessibilità va esercitata da parte di persone, di dirigenti, della capacità di leadership, no? Che devono avere le persone nell'utilizzare queste flessibilità. È la cosa più complicata, perché poi tutta la giurisprudenza che ci ha illustrato la professoressa Sartori in qualche modo ci indica anche delle problematiche quando si utilizza una certa flessibilità, e poi può intervenire un giudice che ovviamente, oppure addirittura la Corte dei Conti, no? Che in qualche modo può sanzionare anche, diciamo, a livello individuale il dirigente che ha adottato un provvedimento. Però fatemi dire, vorrei attenermi al tempo che mi hai dato, il dirigente questo deve fare. Il dirigente deve prendere decisioni, il dirigente deve avere appunto questa flessibilità, deve gestire le persone. Quando già in un'altra occasione il professor Viscomi mi ha ricordato quello che aveva scritto a suo tempo Giannini, e quando parlava di ufficio di organizzazione e metodo, ti fa capire che all'interno delle amministrazioni c'è bisogno di una strategia sulle varie componenti, no? Noi è vero che siamo passati dalle dotazioni organiche a una maggiore flessibilità anche con la Madia e via di seguito, ma non siamo usciti da quella, paradossalmente non siamo usciti ancora dalle dotazioni organiche. Cioè noi andiamo a costruire dei sistemi organizzativi tenendo in mente sempre quelle caselle che c'erano paradossalmente 30 anni fa, e andiamo a sostituire le persone che escono, no? Più o meno con la stessa professionalità, appunto, con quelli che devono entrare. Invece il cambio di passo, soprattutto in un momento di transizione, si ripete sempre, transizione ecologica, digitale, l'intelligenza artificiale, ma non è solo una questione, diciamo, di strumenti. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero capire quali competenze andare il famoso analisi del fabbisogno. Noi siamo passati dalle dotazioni organiche all'analisi del fabbisogno, ma l'analisi del fabbisogno vuol dire quali competenze mi servono per i prossimi 5, 10, 15 anni. E tra l'altro in un contesto universitario, dove siamo, io penso che ci debba essere necessariamente un collegamento tra pubbliche amministrazioni, diciamo anche le università sono pubbliche amministrazioni, però avere un ponte, per esempio, tra l'analisi del fabbisogno, cioè andare a capire quali competenze mi servono e andarle a cercare all'interno di un'università, sia l'esempio più chiaro che si possa fare. È la strategia più importante da adottare, non semplicemente quando io leggo ci saranno 10.000 nuove assunzioni, va benissimo, ma chi si sta assumendo? Stiamo assumendo delle persone o delle competenze che ci serviranno appunto per i 5, 10, 15 anni? Perché e chiudo, se assumo un ragioniere, con tutto il rispetto, cioè i ragionieri servono, voglio dire, però mi serve per fare l'esempio,
se assumo un ragioniere perché è andato in pensione un ragioniere, e invece forse mi serve anche qualcuno che sappia utilizzare, per esempio, degli strumenti di intelligenza artificiale, perché quelli bisogna saperli conoscere, utilizzarli, sono strumenti di intelligenza, come sapete è solo una definizione che è stata data in passato, ma sono strumenti che devono essere utilizzati. Se io continuo a cercare le vecchie competenze, sto facendo un errore. Allora quel famoso ufficio di organizzazione e metodo, che è un ufficio, dovrebbe essere strategico e trasversale per ogni singola organizzazione, sarebbe il punto di arrivo. Cioè, è stato detto da una persona di grandissima visione, è stata detta 50 anni fa, e in realtà è ancora più attuale. E noi abbiamo ancora un ufficio del personale, un ufficio acquisti, l'ufficio, non lo so, l'ufficio formazione, e in realtà tutte queste cose dovrebbero essere viste come un filo conduttore unico, con qualcuno che abbia la capacità di avere la strategia e vedere la pubblica amministrazione verso il futuro. Mi fermo a 17:25, penso di essere stato in tempo. Grazie molte Antonio, davvero, davvero grazie. Beh, credo che abbiamo chiuso in bellezza dove aver iniziato e fatto la parte mediana in bellezza, perché cioè, ci ha lanciato due messaggi molto, molto forti, da tecnico e da operatore, se posso, nel senso da persona che conosce molto il diritto, ma che, come dire, lo deve anche applicare costantemente nel ruolo che esercita come gestore. E soprattutto la cosa importante quando ha parlato del ruolo del contratto collettivo come strumento, cioè le norme del contratto come strumento. Questo è l'aspetto, come dire, fondamentale. Questo è l'ausilio e l'aiuto che il contratto dà alla dirigenza e la dirigenza deve sfruttare per poter portare a casa quelli che sono i risultati, per svolgere la propria attività, per fare il dirigente come deve essere effettivamente fatto. Questo credo che sia il punto fondamentale. E poi sempre questa, come dire, questa metafora del CCNL stoffa e l'integrativo vestito, sempre molto, molto bella. Diciamo che qui diciamo così, c'è un tema che a livello di singola sede, o comunque a livello di integrativo, insomma, deve tenere insieme come dire, due ambiti che non stanno sempre insieme bene, nel senso che tendono uno a esondare sull'altro. Mi riferisco a contrattazione e forme di partecipazione. Su questo, voglio dire, anche la magistratura non ha aiutato a tenere fermi quelli che sono dei confini che invece le stesse parti avevano definito. Quindi, diciamo, questa centralità del contratto come strumento sicuramente, come dire, è fondamentale. E questa difficoltà emersa del passaggio dalla rigidità alla flessibilità, cioè alla fine si torna sempre alla rigidità, si torna sempre, come dire, a questo assetto organizzativo che è di per sé rigido, ma non si fa niente perché in un assetto rigido c'è una gestione flessibile. Cioè questo è il dato, perché vuol dire, è evidente che un'amministrazione deve avere una certa struttura, deve fare certe cose, deve soddisfare certi interessi, dopodiché sistema gestionale che si pone, vuol dire, ad un livello che si intreccia a un livello diverso, dove qui la flessibilità la potresti e la dovresti, come dire, sfruttare. Una flessibilità sul piano, come dire, gestionale. E sotto questo profilo, diciamo così, anche forse la magistratura, dico, potrebbe anche lei avere maggiore flessibilità, nel senso che la flessibilità nel senso di comprendere in maniera più puntuale quelle che sono le esigenze del pubblico. Prima Alessandra, la professoressa Sartori, citava lo straordinario, beh, questo ha capito, cioè vuol dire ha capito, cioè dal relatore Bellena avanti, insomma, cioè, è emersa la questione del dire, insomma, attrezziamoci a logiche vicine a quello che è il privato. Dopodiché, in questo tema di rigidità e flessibilità, giustamente come ha evidenziato Alessandra, macro-micro. Il problema è che macro-micro, cioè quando abbiamo una macro che sappiamo tutti che cos'è, i giudici sanno perfettamente che cosa sia, ma tende ad andare sui profili micro, e questo vuol dire più che nelle istituzioni centrali, in quelle locali, in sanità tende a realizzarsi questo, beh, alla fine diventa difficilmente sindacabile. Questo è un problema, è un problema non banale.
E quindi quello che Massimo D'Antona chiamava, e parafrasi, mi scuso, il giudice amico, il giudice del lavoro, no? Un giudice amico che non amico perché faccia, vuol dire chissà che cosa, ma perché capisca quelle che sono le dinamiche del lavoro pubblico. Ecco, il tema è che il lavoro pubblico è sempre più autosufficiente, ed è sempre più autosufficiente. Anche la giurisprudenza dovrebbe prendere, secondo me, consapevolezza di questo profilo. Dopodiché, ovviamente, non torniamo sul tema della doppia potenziale giurisdizione, giudice amministrativo, giudice del lavoro. Certo è che comunque anche il giudice del lavoro, quando disapplica certe decisioni, alla fine sostanzialmente, voglio dire, decide con giudicata anche sugli altri profili, perché se vincono una posizione, vuol dire, c'è una sorta di vis espansiva. Quindi, diciamo così, torniamo a questo ufficio organizzazione e metodo, che vuol dire, sicuramente deve avere una propria centralità. Con l'ultima cosa, sul tema accomodamenti ragionevoli, perché questo è un altro no, cioè, e qua dico, io la prendo sempre piano, voi mi conoscete, cioè, io credo che i ragionevoli sia un aspetto fondamentale, credo però che nel privato e tanto più nel pubblico ci sia un tema dell'organizzazione da salvaguardare, cioè quello che dicevo prima, c'è un collettivo individuale, cioè è il tema che il collettivo deve rappresentare sempre, come dire, la luce verso la quale tendere. Però sicuramente questo aspetto di accomodamenti ragionevoli, come l'age management, come le 4 ore, come, insomma, sono tutti profili, in alcuni casi anche semplicemente potremmo dire opportunità, ma comunque degli strumenti, questa parola è usata moltissimo, per cercare e chiudo con quello che ha detto Antonio Viscomi in prima battuta, di chiudere tutto questo sistema, questo tema cosmico, secondo quelle che sono delle linee guida ben definite. Perché quello che dice Antonio Addeo, cioè noi non abbiamo più la pianta organica, non abbiamo più la dotazione organica, ma quella alla fine c'è, questo è vero. E farlo capire non è una roba, cioè, vuol dire, dicono noi siamo vincolati, voi vi autovincolate, perché la norma è chiara, cioè in maniera molto un po', come dire, un po' greve, cioè quando lo devi spiegare, dici perché passi dalle teste ai soldi, cioè questo è il tema, e passando in questo modo hai dei margini di flessibilità. Adesso esondo io dopo aver fermato altri, quindi mi fermo, vi ringrazio il professore Viscomi, il professor Sartori e il consigliere Addeo, perché voglio dire, abbiamo iniziato benissimo, direi, meglio di così non si poteva, questo primo incontro di clip. Adesso ormai è una tradizione per chi è che le conclusioni, che poi almeno sono conclusioni, sono riflessioni. Prego, Anna, a te la parola. Grazie al professore Boscati, grazie ai nostri ospiti di oggi. Sono già arrivate le scuse tecniche, ma come detto all'inizio non possiamo governare tutto e direi che anche in questo clip è utile. Impariamo nuove tecnologie e speriamo anche queste di diffonderle nelle pubbliche amministrazioni in modo efficiente e efficace. Devo dire, inizio con il botto. Io sono piena di pagine di appunti, ci metterò fino a marzo a metterle a posto, ma credo sarò in buona compagnia. Ci vediamo il 18 novembre dall'Università di Palermo, coordina il professor Riccobono, intervengono la professoressa Ferrara e il professor Di Noia. Ci aspetterà un grande clip su partecipazione e organizzazione del lavoro pubblico. Tempo di metodi. Grazie e buona serata a tutte e a tutti.